Benissimo. Oggi faremo delle pietanze Sì? che neanche tu immagini, ma non dopo aver salutato i nostri Ma infatti, così telespettatori scusami. e i telespettatrici, che sono tutti telespettatrici, aspettatori, perché devono aspettare. perché aspettano. Certo, certo. E sai che ti devo dire che Dimmi. il seguito è enorme. Sì, è vero. Siamo arrivati a oltre 6.437.000 di auditor. Confermo, vero? Confermo, è una cosa. 6 milioni hai detto, 6 scusami. milioni No, 6 milioni no, dai, un po' 477.000. meno. Ma che è? No, dai. In diretta mondiale, Esatto. scusami. Bene, e dobbiamo salutare innanzitutto Sì. il nostro chef coreano Giovannino Acqualuta. Ma hai detto il coreano, come si chiama? Giovannino Acqualuta. Acqualuta? Sì, 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 Non è possibile. Ti giuro, origine coreana. No, Acqualuta è un cognome coreano. Ma è coreano, proprio coreano? Sì, sì, Cioè, sì, tutto? coreano, sì. Che io lo saluto in coreano. Vai. Cioè, Cioè, dice, ti senti male? Che è no, è successo? Stai coreano. male? questo Ah, è coreano, ok, va bene. L'ho salutato. Bene. Ma no. Mamma non mia, posso ragazzi, non hai salutare salutato. te che mi incameri, anche te e te. E soprattutto la telecamera dell'artrosi Artrosi cervicale e poi Scusi un ultima, attimo, ma non ultima, quello dopo. Amica! E chi ci toglie da tutti i malanni? Ma lui, lo zio Gianni. Che è incredibile. Bello. E siamo Allora, qua. Allora, pronti? oggi faremo delle pietanze in agro dolce. Sì. L'agro è ciò che ti rispecchia, dolce è ciò No, al che mi contrario, rispecchia. semmai, No, scusami, non ti Non seccare. ti seccare. No, io che direi al tu sei contrario. proprio, tu sei No, proprio, no. tu sei proprio. Vabbè. Agro e dolce, ragazzi, Vabbè. è così la puntata. Faremo un petto di pollo ripieno in agrodolce. Ah, ripieno, E addirittura prendiamo lo fai. il pollo, Pazzesco. Il pollo così ce nella l'abbiamo. sua interezza. Il Questo è- pollo ce l'abbiamo. E facciamo questo lavoro. Prendiamo un coltello di affettazione, Ecco, gli diamo una ammolatina in questo Bello. modo e andiamo così, guarda, uno, creiamo una apriamo. tasca. Ti è piaciuta questa? bella questa. Creiamo una tasca, è professionale, no? sì, molto. Una... Poi andiamo così. Bene. E apriamo, guarda, E apriamo. Ah, non era una tasca, Poi stai facendo. andiamo Che stai così. facendo? un rollè devo fare, un Una rollè. rollè. Ah, lo Andiamo rolliamo. così, Lo rolliamo. lo rolliamo, bravo. Non si può sentire chi sei, non lo Bene, sopporto. allora, Poi guarda, facciamo un'altra cosa, tanto anche se si è spezzato non è un problema, perché a noi interessa che sia un pochino più larghetto, così, bene. così, 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 ok. Quindi l'abbiamo aperto E praticamente, l'abbiamo aperto. giusto? E questo lo lasciamo qua. Adesso andiamo a preparare il ripieno per questa Ci cosa. sono. Ti farò un ripieno stranissimo, già visto in altri casi, però Ma questo è una ratatouille di peperoni, melanzane melanzane, e zucchine, zucchine, genovesi. bene. E Come le andiamo fate? niente, in padella. In padella Poi semplicemente? con un po' di olio. Poi mettiamo Dei capperi. capperi. Sì, sì, sì. A little bit of oregano, Un po' di origano, a little bit of oregano, a little bit of olive oil. un po' di olive. Poi ne metteremo intere altre, se no si macinano troppo. Bene, e poi... A little bit of Ah, almond. anche le mandorle metti? Yes, così. E poi ti sembrerà strano, andremo a mettere del tonno. Tonno? Veramente? Sì. Prendimi quei meravigliosi filetti di tonno che abbiamo già sminuzzato e messo in questa terrina. Ecco. E lo catafolliamo qua, Là. così. Poi io voglio dare un po' di agrodolce. Bene, come si E fa? la parte agra sei tu, giusto? No, sei tu la parte agra. E allora prendiamo, guarda, dammi un cucchiaio. A te. Un cucchiaio. Questo è Aceto. aceto. Vinegar. Ne mettiamo un cucchiaio, l'ho preso a metà però. Sì. Un cucchiaio. Poi mi dai sugar, Un po' di zucchero. one spoon, non troppo così. Ok. E poi un goccino d'acqua. E un cucchiaio goccino d'acqua. Quindi zucchero, aceto e un po' d'acqua. E creiamo praticamente un'emulsione. Cosa? Mi dai una Un'emulsione. forchetta? Che c'è? Che ho Sono detto? emozionato.
Quanta poca serietà, ragazzi. Quanta Sono poca serietà. emozionato. Buone queste mandorle, le hai comprate tu? Buone. Agre. And sweet. E andiamo alla via così, lo mettiamo qua Bene. e facciamo partire questo bel ripieno. Guardandolo il ripieno mi dice: me lo metti un poco di pangrattato? T'ha detto E lui? io- Sicuro? Senti, avvicino. Come parla il ripieno? Come parla? Ha questa voce così Che molto... ripieno. Ragazzi, basta. Ma di dove mi vengo? Desiree, non ti scordare che dopo c'è l'assaggio. Veramente, ragazzi, guarda, meno male che ci sono le mandorle. La parola sì, solo le mandorle, ma hai intenzione di finirle tutte? No, dico, vabbè. Ecco, ora che abbiamo addezzato il nostro composto, un filino d'olio, giusto per dare un po' di sapore. A little bit of Percy, Un po' di prezzemolo. yes. Ora lo togliamo, però lo dobbiamo lasciare riposare. un Riposare? pochino. L'hai versato il ripieno nella bullo, com'è Ma finita? che fa comandi? Un'ora con questa cosa, un'ora di tempo. Guarda, io qua Allora, quindi abbiamo aperto il petto di pollo, poi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto Fatto questo quello- ripieno particolare dove abbiamo messo una ratatouille di peperoni melanzane e poi cos'altro c'era? non lo so, Zucchina? tu non l'hai fatto te. No, queste cose le hai fatte tu. Come no? Delle mandorle, del tonno Esatto. e l'agrodolce, giusto? Brava. Bene. Adesso andiamo a comporre questo bel... Quindi un rollè in agrodolce. Esatto, così. Ci siamo? Ci siamo. Ne metti ancora? No, facciamo un'altra cosa, guarda, tanto lo Ecco, poi lo accorci si un po'. autocompone da sé. Così, Ok. così. Così. Ok. E lo andiamo a chiudere. A rotolare. Così. Vedi? Raccogliamo quello che c'è per strada. E andiamo. Per strada dove, scusa? Per strada qua, In capito? che via? Via Otorino Laringoiato. Non ne posso più con sta donna, guarda. Mi asciugo le mani. Bravo. Perché non è finita qui. Che facciamo adesso? E ora ti faccio vedere. Come finiamo? Eccoci. Questo lo sai che è un alimento incompleto. Perché? Come si chiama questo? Bacon. Ma con che cosa? Me ne Tutti posso dicono andare, bacon, ragazzi, dai. ma con che cosa? Per favore, non lo dice dai, nessuno. veramente. Ascolta, cosa sto dicendo? Bacon e non mi puoi dire Ma con che devo cosa? fare, veramente, ragazzi? Non che mi puoi devo dire fare? Non te lo bacon, posso dire. bacon patate, bacon pancetta, bacon, capito? Non mi puoi lasciare in asso senza sapere che bacon è. Con che cos'è? Vabbè, ragazzi, basta. Guarda, guarda. Lo stiamo in ba? Imbardando? Brava. Baconando più che altro. Ti è piaciuta questa? Molto. Anzi, me la scrivo. Ti agevolo io, guarda. Sì, grazie. Ti passo le fettinine. Sì, grazie. Così acceleriamo un attimo questa Che operazione. intendi che io perdo tempo? Abbastanza, ragazzi, veramente. Guarda. 3 ore, 3 ore. Sono troppo signore perché Tieni, ci bastano? Va bene? saranno, lo dico io se va bene o non va bene. Va bene, perfetto. Va bacon? Va bacon. Questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo. Fatto questo lavoro, Fatto questo lavoro, cosa andiamo a fare? che cosa andiamo a fare? Lo andiamo a chiusare. Lo Come leghiamo? Lo chiusiamo? Lo chiusiamo così, guarda. Esatto. Cioè, un pollo travestito da... Stavolta lo puoi dire bacon pollo. Bacon pollo. Lo puoi Bacon dire. pollo.
Devi tagliare? Forbice, forbice. Forbice? No, Ecco. non uscire assai. Lo infiocchettiamo, ragazzi, lo infiocchettiamo praticamente. Quindi è un rollè di pollo travestito da bacon, da maiale. No, il bacon non ne uscire più, Spago. Un pezzetto. È un bacon confezionato. Ma facevi i regali di Natale per Sì, caso? sì, Le confezioni dei regali di Natale? Esatto, io questo facevo. Beh, Beh, con. con. Beh, con. Beh, con. Dai. Ah, ecco perché la pecora quando vede il maiale fa bacon. Ragazzi, lasciamo stare, non dite niente, veramente. Fa bacon. Facciamo finta di niente. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Vabbè, Facciamo finta che tutto va bene. va bene ragazzi, ok. Andiamo in pubblicità che è meglio, dai. Sì, no, noi non diciamo pubblicità, noi diciamo... E i consigli per i consigli, Brava. sempre quelli. Questo finisco di legarlo, lo metteremo in forno e vi farò Torniamo vedere tra poco. cosa siamo capaci di fare. Vi abbracciamo, vi salutiamo, vi onoriamo. A fra poco. E siamo qui di ritorno. Siamo pronti, Abbiamo ecco. dato i consigli per i consigli, Sì. ci hanno telefonato i nostri sponsor che sono felicissimi. Vero. Perché la gente vede e compra. Bellissimo. Passiamo adesso a preparare le scaloppine. Le scaloppine, come si fanno? Però con la coppa di maiale. Ah. E le facciamo delle scaloppine al verde di Friarielli. Al verde di Friarielli, Niente, ragazzi. Con un goccino di panna ti farò vedere O una anche al cosa pistacchio le potete fare, che ne so, anche al veramente carino. pesto. Non mi No, piace no, il no, pistacchio. scherzando. Ecco qua, prendiamo questa, guarda, ti ho fatto vedere i giochi Fammi che so vedere. fare. Guarda, inquadrami bene perché... Però silenzio. Hai visto? Sono scioccata, veramente. Ah. Mai vista una cosa simile. Ragazzi, mi devi credere. C'è quando questo io- che suona, posso aprirlo? Eh? Va bene? Sì, va bene. Ok. Allora, Perfetto, guarda qua, stiamo scaldando. bene, scaldiamo la Allora, padella. per una scaloppina, teoricamente ci vorrebbe il burro, ma siccome Ma- in questa ricetta useremo anche la panna, noi gliene mettiamo. Mettiamo l'olio. E mettiamo il nostro buon olio di oliva. Così. Che ce ne frega? Lo facciamo con l'olio. Ok, ci prendiamo questa farina, Sì, prendiamo un piatto sì, di questi sì, a barchetta, dove lei, prestandomi un cucchiaio, certo. mi darà la possibilità di passare Sì, nella farina le belle fettine di coppa. certo. Ok, ecco qua. Quindi Andiamo a mettere un pochino di sale. un pochino di sale, Così, ecco, così, e abbiamo salato salato. la farina. Ok. Prendiamo queste fettine, abbassiamo il fuoco Abbassiamo. che non deve essere forte e andiamo a preparare queste belle scaloppine. Capito? Queste sono fettine di coppa. Sì, ma coppa mia o coppa tua? Sicuramente tua, ragazzi, non mia. Coppa di chi ce l'ha messo. Coppa di chi ce l'ha messo. È coppa tua, E sicuro. poi voi quando dite prende bastonate dite ha preso le coppa. Sì, Io coppa. coppa. Cioè ha vinto. però. No, ha perso. Pigliò la coppa. In genere ha perso. Vabbè. Si pigliò la coppa. Allora, Pigliò la quindi coppa. E ha pigliato la coppa. E pigliò la coppa. E che sto facendo? Pigliò la coppa. no, ti preferisco in versione palermitana. Vai, che pure un catanese saccio parare. Con aera. Saccio parare catanese con aera. Bravo, bravo. Vedi che c'è un fuoco proprio dolcissimo. Olio cottura, ragazzi. Andiamo quasi, hai ragione, quasi ormai. Vedi, ragazzi. Ormai è incredibile. Vedi? Mi dai una pinza? Prego. Ho bisogno di Cerca te. di maneggiarle molto Sì. lentamente, per E desidero favore. anche un altro piatto come quello. Come quello, lo vuoi? Allora, vedi, sto facendo andare l'olio, così. Cosa succede quando mettiamo col fuoco così basso e
Non si fa mettiamo un prodotto Maillard. con la farina, non si fa. Non si fa. La reazione di Maillard. Però che cosa succede? Mi lascia questo bel fondo di farina nell'olio, Bella. capito? Sì. E ora ti faccio vedere a questo punto cosa andremo noi a fare. Che andiamo a fare? Togliamo la carne, La togliamo. così, Sì, così. sì. Quindi è proprio praticamente una passatina Ah abbiamo no, dato. ancora devi finire di cuocere. Giusto? Guarda che facciamo ora. Alziamo la fiamma ben forte. Sì? Appena vediamo che comincia a reagire, guarda. Sta reagendo, dai, che l'olio- reagisci, non riprendi, essere così. dai. Lo non stiamo essere perdendo, lo come stiamo me. perdendo, reagisci, fai reagisci. qualcosa. Poi il cretino sono io. Ma no, dai, è che mi hai contagiato ormai. Ecco. Bene, vedete? Come si è ripreso in Abbiamo un messo attimo? del vino dolce. Certo, col vino Che ci va a raccogliere il fondo di cottura, famoso fondo di cottura. Dobbiamo dare il tempo a questo fondo di cottura di smarlarsi, che vuol dire che perde la Perde l'alcolico. tonalità alcolica, capito? Cioè, lui va. Va, sta raccogliendo il fondo di cottura. Brava, Da non brava. scambiare col fondo di bicchiere, che è un'altra Esatto. cosa. Che c'è? Voglio muore. Bello, guarda questo profumo, guarda questo profumo. Senti, Vedi questo profumo che sale? mia bella Madonnina, che te brilla da lontano, Questa nebbia questa così. d'ora è piccinina, si te domina e Milano. Allora, come siamo? Guarda che bel fondo che stiamo facendo. A questo punto, sempre gentilmente porgendomi un cucchiaio, A te. io vado a mettere questa meravigliosa crema Bella. senti l'odore dei Friarielli. friarielli, senti? Sì. E la andiamo a mettere così, qui, 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 così. Bene. Bene. Mi dai un cucchiaio di legno? Il cucchiaio di legno. A Yes, te. of course, che sarebbe di corsa. E abbiamo fatto, guarda qui, abbiamo incorporato i friarielli. Bello, quindi non è friarielli con finita questo qua. vino dolce, questo fondo di cottura. E ora guarda Bello. che facciamo. Che Andiamo, cos'è questo? panna. Andiamo a mettere un tanto di panna. Che ti devo dare? Niente, Niente? si pensa a lei. Abbiamo fatto questa bellissima. È panna fresca? No, questa è andata a male. A mare? Mi dà un cucchiaio, madonna? Ma certo. Gentilmente lo assaggia, mi sente di sapidità, me lo sente di alcolicità, se gli dobbiamo dare un'altra spintarella. Mamma che buono, ragazzi. A questo punto Buonissimo. abbassiamo il fuoco e guarda che facciamo. Questo allora, lo Gusto mettiamo qua, particolarissimo, indescrivibile Ma buono, quasi, vero? ma buono. ma non finisce qua. Andiamo a mettere le nostre fettine così, che le avevamo appena Scottate sbollentate. proprio, ma veramente pochissimo. E a questo punto non ci resta che alzare la fiamma, Sì. prendere un convoglio. Vuoi un coperchio? Sì, te l'ho detto in italiano. È questo. Ah, ho fatto finta di non capire. Qua. Un convoglio, no? Che in dialetto si chiama convoglio. E andiamo. Ecco, e lui va. Per cui non finisce qua. Sì. Perché abbiamo fatto salire, vedi, il bollore. Sì, E a questo punto, riabbassando un attimino, sì. incredibile, guarda cosa Andiamo un po' accade. di parmigiano Un po' addirittura. di parmigiano messo così, Ah. sulle fettine, Bella, bella solo questa, sulle fettine. Ecco. E ora, chiudendo questo, ti faccio sentire. Vai. Ho bisogno di te. Che devo fare? Il pepe, Se ragazzi. ho bisogno di te ormai è una cosa. Il pepe. Ecco. Perfetto. Vai, adesso Adesso- sgaloppa. Chiudiamo. Ridammi quest'ordine, ridammelo. Sgaloppa. Mi vado a lavare le mani.
Bene, e quindi Sì, questo che fa? Completa la cottura così, con Esatto, coperchio? esatto. Parmigiano per finire. Sì, E così. lui che fa? Ora noi facciamo il qualche tempo, minuto proprio tempo di cottura. pulire un attimino. Il tempo di pulire e tutto. siamo di nuovo da voi. Dai, E siamo pronti per impiattare? Sì. Mamma mia, tra poco. dai, questo continuo, lo apriremo in ultimo. Ecco, Pronti? mi posso permettere, registro, ci sei? Pronto, regista? Sì. Ecco, appena apro desidero una musica laida. Guarda. Vai. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Veramente. Veramente spettacolo. Senti, E allora, hai questo lo bisogno di lasciamo un così. piatto? Spegniamo, aspetta, prima fammi uscire Usciamo il nostro bel rollè in petto di pollo. agrodolce. Ecco qua. Eccolo. Guarda che bello. Bellissimo. Guarda che Molto bello, bello. ti piace? Molto bello. Vado alla forbice. Molto bello. Vai, Tieni. dai. Dammi la forbice. Purtroppo noi che siamo da Catania, no? Parliamo in sta maniera. Ecco. Bella ragazzi, quel bacon. Ve lo tagliamo fino a qua. Croccantissimo, sì, Lo dai. aspettiamo fino a qua. Lo affettiamo fino a qua. Fino a qua? Che vuoi, uno spelucchino? No, Una sciamitarra? no. Una mannaia? Mannaia la miseria, guarda, mannaia, che veramente mannaia, io ci dissi che tu mi dissi e io ce lo dissi. Tu lo dissi, Catania Lazzari. Questa era Rosa Balistretti. Bene, allora, Hai quindi... sentito parlare di Rosa Balistretti? certo. Mi voto e mi rivoto, eh. soffiranno, passo le notti intere senza sonno. Ma che cos'è, ragazzi? Me lo dite che cos'è? Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua. e andiamo a impiattare la scalope. Guarda Daisy, guarda che ti faccio. Ci prendo una bella Mamma scalope. mia, ma guarda qui. Guarda qui, guarda cosa ti... Mi dai un cucchiaio? Guarda che bontà. Mi dai un cucchiaio? Eh? Che dire, ragazzi? Che dire? Che dire? E questo qua. E questo è E fatto. questo lo mettiamo qua. Ci siamo. E adesso possiamo procedere all'assaggio. Possiamo Vuole cominciare procedere. con la carne quella? E me la devi Allora mi affettare. prendo un piatto per gentilezza. Ecco qua. Prendiamo il coltello d'affettamento. Diamo una Affilatura. affiliated. Questo attenta che ti bruci, mi brucio io. Eccolo qua. E andiamo a tagliare la prima fetta. Non te la do perché. Mamma mia, guarda che c'è qua. Voilà. Che dire? Che dire, ragazzi? Che questo dire? è il nostro Che petto in dire? Da agrodolce. dove inizio? Io inizierei Da da quella? quella che è un po' più delicata come sapore. E il regista ti vuole. Che devo fare? Sì, a te chiamano. Posso tornare? Che stai facendo? Stai mangiando? Sta mangiando, ragazzi. Non era vero che mi chiamava il regista, stai mangiando. No, da domani prenderò provvedimenti per questa cosa, ragazzi. Questo non lo dovevi fare. Non lo dovevi fare. Allora, faccio finta di niente. Guarda, poi ne parliamo quando non siamo in diretta. Assaggiamo la scaloppina qua. Scaloppina. La scaloppina al Green Pass. Buona. Buona. No. E poi posso dirti una cosa. La morbidezza. Sì. Mi sciocca la morbidezza. No, a te è sciocca proprio. Oh, mi sciocca, è buona. Buonissima. No. Bravo. Grazie. Guarda che c'è qua, guarda. Tutto questo intingolo così. Di frigarielli, di parmigiano. Buono.
Buono. Molto buono. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ah, guarda la morbidità. Sì. Guarda la morbidità. E questo ripieno strano che c'è il tonno, ma ti rendi conto di come può essere male? E con questo salutiamo. Arrivederci. Non lo so. Salutiamo. Alla prossima. Petto di pollo. In agrodolce 4 fette di petto di pollo, 200 g di olive bianche, un peperone rosso, un peperone giallo, 3 filetti di alici sott'olio, un cucchiaio di capperi dissalati, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero, prezzemolo quanto basta. Scaloppe di maiale in salsa di friarielli, 500 g di fettine di lonza di maiale, 300 g di friarielli bolliti, 2 cucchiai di panna, mezzo bicchiere di vino dolce, 30 g di parmigiano.